com'è nata l'idea di partecipare al progetto Erasmus? Allora, in realtà è nato molto spontaneamente, nel senso che a un certo punto è arrivato il bando per il progetto Erasmus e quindi l'idea è stata, ma perché non farlo? A settembre poi ho realizzato che sarei stata per 5 mesi in un posto totalmente diverso in cui sì, era organizzato, però il progetto iniziale era quello di dare alcuni esami, ma non c'era nulla di sicuro, perché comunque tu vai in un posto totalmente diverso, che parlano una lingua totalmente diversa, con dei compagni, però sei comunque tu da solo. Ed è molto spontanea, quindi è una decisione molto spontanea. Dove sei stata e come ti sei sentita? Come hai vissuto questa esperienza? Allora, io sono stata a Lisboa, quindi a Lisbona in Portogallo, e all'inizio è stato proprio difficile perché qualsiasi cosa sembrava un problema insormontabile, perché comunque sei da solo e quindi tutto è amplificato. Adesso è la mia seconda casa, è veramente uno dei posti più belli al mondo, dove ho conosciuto molte persone, dove ho imparato a conoscermi meglio e dove ho anche pensato a dei progetti futuri che mi hanno permesso di continuare a fare molte cose, che sicuramente la spinta iniziale è stata dal progetto Erasmus. Adesso so che si possono fare molte cose, perché prima comunque c'era molta incertezza per tante cose e adesso mi rendo conto che se una cosa la vuoi fare, la puoi fare. Ti apre il mondo, quindi ti fa conoscere tante culture, ti fa amare tantissimo il posto in cui vivi, perché questo non vuol dire che solo perché ti innamori di un posto vai ad escludere totalmente casa, e penso che non mi fermerò qua, perché adesso so che lo posso fare.